Buongiorno a tutti, facciamo una cosa come dicevo prima veloce perché sta piovendo purtroppo. Autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, carissimi concittadini buongiorno e benvenuti a questa prima cerimonia a ricordo del 50° anniversario del terremoto. Siamo qui oggi nella sede del gruppo e della sezione alpini di Gemona a commemorare chi 50 anni fa perse la vita sotto le macerie. Dopo aver alzato il nostro tricolore, depositeremo un omaggio floreale a questo cippo inaugurato 10 anni fa, dove sulla targa sono impressi i nomi dei soci della sezione di Gemona andati avanti nel 1976. Tutti a posto? Tutti attenti! Alza bandiera! Tutti riposo. Tutti a posto, tutti atti. Onore ai caduti.
tutti, riposo. Ora prende la parola per un breve saluto il Presidente della sezione Ivo Del Negro. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui nonostante il tempo a questa breve commemorazione. È ormai da 10 anni, come diceva lo speaker, che noi abbiamo realizzato questo cippo per ricordare i 14 soci dell'Associazione Nazionale Alpini che sono andati avanti proprio il 6 maggio del 1976. 6 sono di Gemona, 4 sono del gruppo di Artegna Montenars e 4 sono del gruppo di Venzone. E noi siamo orgogliosi che il Comune di Gemona, e ringrazio il Sindaco che è presente qua, perché è appunto da 10 anni che l'inizio della cerimonia del 6 maggio, in ricordo poi dei Vigili del Fuoco che sarà alle 9:30 e poi dei 29 alpini, artiglieri da montagna e genieri che sono deceduti nel crollo della caserma Goi Pantanali. Ecco, noi si comincia sempre da 10 anni con questa cerimonia ed è veramente per noi un momento di orgoglio per ricordare i nostri soci e soprattutto in una giornata come oggi, 50 anni dal terremoto, quindi una vita passata e li ricordiamo con affetto e con amicizia per tutto quello che hanno dato all'Associazione Nazionale Alpini. Quindi grazie veramente a tutti voi. Ringrazio le tante autorità, comincio dal Sindaco di Gemona, dal Signor Prefetto della Provincia di Udine, Domenico Lioni, dall'Assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, da tanti sindaci che ci sono, dal Comandante dell'8° Reggimento Alpini e a tutti voi. Per me è un momento importante rendere omaggio a queste vittime e quindi vi ringrazio veramente di cuore a nome di tutti gli alpini della sezione di Gemona. Grazie a tutti. Grazie Presidente, grazie a tutti voi per la partecipazione, buon proseguimento di giornata, ricordandovi che ci vediamo alle 9:30 al piazzale Chiavola. Grazie di nuovo. Ecco, terminate questo momento la